Sarà celebrato nella chiesa di Tencarola, dedicata a San Bartolomeo, il funerale di Marco Cossi. Le esequie si terranno sabato 2 maggio alle 10. A dare l'ultimo saluto al 47enne, ucciso con 20 coltellate in via Isonzo a Padova, nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, l'anziana mamma che Cossi accudiva, il fratello e la sorella, i parenti e gli amici, compresi quelli del bar centralino di Tencarola, dove, con Samuele Donadello, aveva dato vita al suo sogno, quello di aprire un food truck che doveva iniziare proprio quel lunedì dal mercato di Camisano Vicentino. Per il suo omicidio è in carcere da 6 giorni proprio il socio e amico Samuele Donadello, che in un interrogatorio fiume in questura avrebbe ammesso un violento litigio finito in tragedia causato, a suo dire, dall'intenzione di Cossi di vendere sigarette con il principio attivo del THC e droga in quel food truck. Sul movente di un omicidio cruento, per ora, non c'è ancora certezza però. Continuano infatti le indagini degli agenti della squadra mobile coordinati dalla Procura di Padova. Il sospetto che si trattasse di un caso di overkilling e che l'assassino andasse cercato tra i contatti più stretti della vittima aveva da subito dato una svolta alle indagini e stretto il cerchio intorno al presunto assassino. L'arma del delitto, un coltello a stiletto o una baionetta, non è ancora stata trovata dagli investigatori che stanno continuando a lavorare anche sul profilo della vittima.